le indemoniate di Verzenis. Au, gringos! Nel 1878 Verzenis, un piccolo borgo friulano, fu travolto da un fenomeno inquietante. 7 ragazze dai 15 ai 20 anni iniziarono a comportarsi in modo inspiegabile, con urla, bestemmie e versi animaleschi. La medicina parlava di isteria, mentre la gente era convinta che fossero possedute dal demonio. La situazione peggiorò quando i casi salirono a più di 20, attirando l'attenzione nazionale. La Chiesa reagì con preghiere e esorcismi, mentre lo Stato intervenne con trattamenti forzati e internamenti. La tensione esplose durante una messa. Le ragazze si scatenarono con urla e bestemmie e dovette intervenire l'esercito, che le portò via con la forza. Questo caso, tra i primi studiati nella psichiatria moderna, rifletteva il disagio sociale delle giovani, in un mondo che non dava loro né voce né libertà. Erano vittime di ignoranza, povertà e repressione, trattate come colpevoli invece che ascoltate. Oggi le indemoniate sono simbolo di una ribellione estrema contro un sistema che le soffocava. I loro nomi risuonano ancora come un grido di libertà, una storia che il Friuli non può dimenticare.